Alcune specie selvatiche ormai sono arrivate anche in provincia, addirittura alcuni branchi molto folti, diciamo, di caprioli sono arrivati fino in spiaggia, per cui nella zona del Tagliamento, nella zona di Caole e quant'altro si sono già visti questi branchi, per cui sono talmente numerosi probabilmente in montagna che si spostano verso la pianura, e in pianura secondo me trovano un ambiente che è ancora più favorevole, perché sono campi coltivati, trovano da mangiare molto più facilmente, per cui diventa un problema. Il proliferare di una fauna selvatica oramai fuori controllo ha raggiunto persino le nostre coste. La denuncia arriva dalla CIA, che assieme ad un presidio di fronte a Palazzo Balbi ha presentato alla Regione Veneto la propria proposta di modifica della legge sulla fauna selvatica. Fare ambientalismo significa passare da un concetto di pura protezione a passare a un concetto di gestione. Nella gestione ci sono tutta una serie di dinamiche da mettere in campo, di strumenti da adottare, ivi compreso, qualora poi tutte le altre non fossero sufficienti, anche quella che è la selezione, l'abbattimento selettivo fatto in maniera però scientifica, studiata in collaborazione con l'istituzione su un tavolo di competenza e su un tavolo in cui si ragioni per una coesistenza tra quella che è la società agricola, civile e la fauna selvatica. A Palazzo Balbi, a Venezia, gli agricoltori sono stati ascoltati dall'assessore regionale Giuseppe Panna. È proprio quello che noi avevamo richiesto più volte sia al Ministero Agricoltura sia soprattutto al Ministero Ambiente, dove invece non c'è stata mai neanche aperta la porta, ecco, diciamo la verità. Quindi ci sono poche speranze. Guardi, avere comunque una modifica della 157 è indispensabile, perché anche il Ministro Centinaio aveva approvato nel decreto semplificazioni e poi è stata ritirata perché non si è avuto un accordo con il Ministero Ambiente. Però se facciamo un sistema penso sia importante.